Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Siamo al consueto appuntamento del venerdì e con questo appuntamento si concludono le dirette settimanali con la sottoscritta. Io sono Hildegarda, per quanti non mi dovessero ancora conoscere mi presento, sono un'ermetista, tarologa, radiestesista e astrologa. Ovviamente mi occupo comunque anche di ermetismo e di alta magia cerimoniale. Sicuramente sul mio canale YouTube troverete nelle tante playlist molti argomenti e molti spunti per la vostra crescita personale e per quanti appunto sono curiosi e amano le materie esoteriche, insomma molti spunti, molte condivisioni. Vi ricordo dunque che gli appuntamenti riprendono a partire da lunedì, il lunedì alle 21:30, sempre qui sul mio canale YouTube, alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e infine il venerdì, sempre alle 21:30, su questo canale. Che dire, siamo presenti anche su Facebook, dico siamo perché parlo anche per il Marietto Veneziano, lui ed io gestiamo insieme alcune cose, tra cui i casti sacerdotali e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, che sono i due gruppi Facebook nei quali potrete trovarci appunto su questa piattaforma. E ormai da anni abbiamo, veramente prima il Marietto, io poi ho contribuito dopo in minima parte, con il sito appunto ilcapitano.altevista.org, nel quale il Marietto ha condiviso circuiti radionici e dispense con le spiegazioni a questi circuiti ed è completamente gratuito. Dunque andate a cercare nelle varie sezioni del sito gli strumenti che potrete applicare fin da subito per il vostro benessere e per migliorare gli ambiti e i settori della vostra vita che richiedono appunto un miglioramento. Inoltre nella sezione shop trovate i nostri servizi a pagamento. Vi ricordo tra l'altro che oggi è venerdì sera e dunque alla fine della diretta mi occuperò delle operazioni di riequilibrio radiestesico, dunque sono protocolli di pulizia e di armonizzazione che appunto eseguo per un numero di persone che si sono affidate a me. Bene, detto questo, vi ricordo come porre la domanda e che rispondo appunto in ordine di arrivo. Dunque ricordatevi di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro e se la domanda che appunto deve essere chiara, dunque non fate frasi che sono chiare solo per voi, mettetevi nei panni di chi vi leggerà della sottoscritta che vi deve dare una risposta. Se la domanda appunto riguarda un'altra persona, mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Se non trovo queste indicazioni, passo alla domanda successiva. Bene, direi di cominciare, ho detto tutto, comincio con i saluti agli amici. Buonasera Diana, buonasera Pierluca, tra l'altro io sono molto contenta quando lasciate un saluto a segno di sostegno, di partecipazione, mi piace che siate presenti. Buonasera Marina, buonasera Chiara, buonasera Anna, buonasera Raziel, buonasera Antonio, buonasera Barbara, buonasera Luigi, buonasera Simona, buonasera Viola, buonasera Antonietta, buonasera Sorina. Scusami, ma è la prima volta che leggo questo nome, dunque ho messo un po' a fuoco. Bene, bene, grazie per essere qui, grazie per essere in mia compagnia. Cominciamo pure dalla prima domanda in ordine, la domanda è di Diana. Nadia, 1 febbraio 75, arriverà a breve l'amore? Allora, vi ricordo una cosa, le Sibille rispondono per ordine di arrivo, scusate, per ordine di eventi, in ordine di manifestazione, dunque per eventi e non per tempistiche, salvo che nella domanda non sia specificato un tempo e allora chiaramente la risposta riguarderà il tempo specificato dalla domanda. In questo caso possiamo vedere quello che avverrà nel prossimo periodo, quali sono gli eventi che
che si dovrebbero manifestare appunto per Nadia. Vediamo così. E questo vale non solo per Nadia, ma per tutte le domande. Oh, beh, già c'è un buon segno, è caduta la carta dei corteggiamenti, degli incontri. Vediamo un po', allora, per Nadia, cosa le riserva l'amore. Ecco, allora, casa e allegria, beh, un bel taglio, è un taglio che può indicare anche l'arrivo di qualche invito, di qualche situazione di festeggiamento, magari la celebrazione di un qualcosa e in può indicare anche appunto abbiamo la carta che è caduta prima, no, non è la stessa, ma insomma hanno un significato piuttosto simile per quanto riguarda queste situazioni. Vediamo un po'. Allora Nadia, abbiamo detto che sei del 75, dunque, allora, cominciamo dalla linea del passato, è una linea che indica più che altro il fatto che maggiormente influenza il tuo presente adesso nella questione sentimentale. Quello che vedo è che vedi che c'è molto fermento, molta attività, è un viaggio, uno spostamento. Allora, qui le cose potrebbero essere più di una, chiaramente, provo a dirne un paio e devi vedere tu, Nadia, a cosa si riferiscono. Sembra che ci sia stato uno spostamento per motivi di lavoro, un trasferimento, oppure che molte cose da fare, molte cose da gestire abbiano portato un cambiamento in termini anche di preoccupazione. Ti vedo qui nell'atto di pensare a quello che vuoi fare, in un momento di isolamento. Questo però potrebbe anche aver coinvolto una persona che era vicina a te e con la quale appunto vedi che si crea un blocco. Dunque forse qualcosa nel tempo si è bloccato, ma è una persona che evidentemente ti era molto vicina. Potrebbe essere un fidanzato, oppure un carissimo amico, comunque qualcuno che la cui partenza, o se tu sei partita, insomma, ha portato appunto una revisione delle cose e un blocco. Allora, al presente vedi che tu sogni, desideri incontrare la persona giusta, avere una relazione e in questo momento potrebbe esserci nella tua vita un qualcuno, ma vedi che c'è l'artista e la carta della leggerezza, dunque attualmente intorno a te potrebbe esserci qualcuno, ma qualcuno non ancora predisposto per una relazione. È possibile che sia qualcuno che, per carità, ti corteggia, ma è una persona che più che altro ama essere ammirata, dunque potrebbe nascere una passione con questa persona, non è detto che sia tanto vicina, potrebbe venire da fuori, potrebbe essere qualcuno comunque intrigante, però ecco, tu forse desideri che si sviluppi qualcosa con questa persona, ma questa persona potrebbe essere un po' distaccata o molto centrata su di sé. In ogni caso, vedi, nel prossimo futuro questa carta potrebbe indicare che appunto non c'è un seguito a questa situazione. Però, nonostante ciò, si apre un capitolo, un periodo di momenti fortunati e spensierati. Allora, diciamo che ci sono alti e bassi in questa lettura, perché è vero che ci saranno degli incontri e delle situazioni così anche leggere, ma probabilmente non ti trasmetteranno quella sensazione di sicurezza che forse a questo punto desideri. Magari vorresti una relazione più duratura, continuativa, con qualcuno di affidabile e dunque vedi che c'è dispiacere e superbia, come se
il dispiacere fosse legato alla presenza di altre persone, altri di rivali, oppure episodi di prese di posizione, di orgoglio, cioè questione comunque di rivalità. C'è qualcosa, magari uno sforzo nel cercare di mettersi in mostra, magari di attirare l'attenzione di qualcuno e una piccola sofferenza nel non riuscirci. Comunque abbiamo un esito un po' più interessante, ma come vedi non c'è un qualcosa di, di stabile. Cioè se anche in questo momento tu probabilmente stai frequentando qualcuno, vedi che gli sviluppi non portano tanto lontano. Dunque, se non è questa situazione che probabilmente si fermerà comunque nel prossimo periodo, vedi che ad un periodo piuttosto spensierato ne seguirà comunque di nuovo un altro, così. Però la carta dell'amica parla di conoscenze, di persone del proprio entourage, di momenti comunque più piacevoli. Diciamo che questi alti e bassi comunque non saranno tanto drammatici, sicuramente potrai contare sull'appoggio di persone care, di amici, e non sarai comunque sola. Allora, l'esito in ogni caso, per fortuna, dice qualcosa. Vedi che sembra proprio che fedeltà, conversazione, sacerdote e donna maritata potrebbe proprio indicare che qualcosa potrà avvenire inizialmente magari con conversazioni, con momenti di incontro e di scambio, di consulto, di momenti comunque sereni e tranquilli. Qua c'è una persona più grande di te con cui potresti appunto intessere questo genere di rapporto inizialmente e magari potrebbe anche pensare di sceglierti in modo molto, molto pragmatico e molto, come dire, maturo. Potrebbe anche poter dire che comunque ti aspetta un periodo dove affronterai le cose in modo diverso rispetto al passato, con un certo grado di saggezza in più. In ogni caso non vedo grosse problematiche, sebbene il sacerdote in alcune situazioni possa anche voler dire una separazione, ma io suppongo che a questo punto, non so, per l'età che hai, non so niente della tua storia, magari è possibile che tu già sia separata e serenamente affronterai un divorzio. In ogni caso ci sono delle condizioni dettate da queste carte comunque favorevoli per te. Diciamo che non vedo ancora sbocciare il grande amore o trovare una persona valida, anche se questo dovesse trattarsi di un uomo più grande di te, cosa che eventualmente, visto la qualità delle carte, ti auguro di trovare, eh, allora comunque sono carte positive dove sarai in grado di affrontare il prossimo periodo con la testa sulle spalle. Allora, vediamo un po' la prossima domanda. Dunque, Barbara, 30 settembre 76, lavoro. Non mi sento più al mio posto, criticano e basta. Vedi miglioramenti? Allora, vediamo un po' di chiedere alle Sibille di dirci per Barbara, 30 settembre 76, il lavoro in che modo procede nel prossimo periodo. Grazie. Allora, come vedi il taglio parla proprio del lavoro e di qualche miglioramento positivo, perché finalmente raccogli gli sforzi. Però vediamo cosa dicono, perché il taglio è sicuramente dalla tua parte. Allora,
Barbara, in effetti il passato o comunque la prima linea che scrive come siamo arrivati a questo momento, dice che, è un po' che soffri per questa situazione. Vedi che apre proprio con la carta dell'ammalato, dunque, ormai sei un po' affaticata da quello che hai sopportato finora, probabilmente più volte hai anche pensato di guardarti intorno, che fosse giunto il momento di prendere una decisione. Comunque, si vede che hai affrontato momenti di chiusura, di abbattimento. E la cosa è che a portare confusione ci sono delle dicerie, vedi che c'è la carta dei deliranti, dunque c'è gente che parla e che crea confusione invece di armonia. Dunque c'è un gran parlare alle tue spalle che ti fa sentire a volte schiacciata, impotente, vedi, anche a causa di rivalità, concorrenza, competizione. Dunque probabilmente in alcuni casi si sono comportati anche molto slealmente con te. Dunque vedi che è una linea difficile, pesante. Allora, gelosia, gran signore, amica e messaggero. È possibile che, sebbene il Gran Signore, confermi la presenza di una persona, probabilmente un superiore, il titolare, un responsabile, qualcuno comunque che conta su di te, in quest'ultimo periodo sembra che le situazioni, anche con questa persona che generalmente fa anche da protettore, c'ha stima nei tuoi confronti, però sono diventate un po' più tese, dunque è proprio una situazione un po' particolare, però la carta dell'amica e del messaggero introduce un qualcosa di nuovo, forse per il tramite di una tua conoscenza. Potrebbe anche essere che questo stesso personaggio, che non è detto sia per forza il tuo superiore o un datore di lavoro, potrebbe anche essere che in questo momento di grande confusione, prostrazione, frustrazione e tutti questi sentimenti che ovviamente sono negativi e ti tormentano, in questo momento così difficile una persona che può, che è in grado di farlo, deciderà di aiutarti. Dunque ecco che qualcosa si muove, ma presto, perché questa è la linea del presente, dunque può trattarsi di un periodo a stretto giro. Dunque si aprono dei nuovi capitoli, delle nuove possibilità, arriva proprio qualcosa di nuovo o qualcuno di nuovo. Ecco che gran consolazione, vecchia signora, malinconia, probabilmente questo qualcosa di nuovo può portarti a ripensare a un vecchio progetto, a una vecchia ambizione, qualcosa che avevi magari anche curato e portato avanti per un lungo tempo e che non, come dire, di cui non ti occupavi più da un po' e che dunque in qualche modo si va a rinfrescare qualcosa e ti vedo effettivamente un po' giù di tono. È possibile che tu, vedi, viaggio, disgrazia, insomma, è possibile che tu decida di andartene, di chiudere quella situazione, perché probabilmente arriverai al colmo della sopportazione. In ogni caso sembra che questo apra delle nuove possibilità, vedremo poi in che modo andrai a coglierle. Comunque, ehm, o proprio deciderai di chiudere bruscamente con quella situazione e andartene, oppure la scelta di cambiare posizione, di cambiare situazione, potrebbe non essere positiva. Dunque diciamo che se proprio fai un passo, calcolalo bene, pensa bene all'opportunità che hai, non trascurare nessuna possibilità e fai tutto con estrema cautela. Devo dirti che come esito domestico, sospiri, dunque c'è un qualcosa, una collaborazione o un collaboratore che senti essersi allontanato, cioè c'è qualcosa che senti di aver perso, ma denaro, dottore, comunque
stabilisce che se proprio non ci sarà un cambiamento molto positivo, comunque arriverà una forma di sistemazione. Dunque, per sistemazione intendo la possibilità di sistemare alcune cose in modo un po' più vantaggioso per te. Comunque, muoviti sempre con la massima cautela perché ancora non vedo una ripresa o un miglioramento netto. Sebbene il taglio lo preannunci, arrivare là è un pochino faticoso, dunque fai attenzione. Ancora non è il momento di colpi di testa, ecco. Vediamo un po' la prossima domanda di Luigi. 16 settembre 76. Potresti vedere se una donna mi sta indirizzando bene per sblocchi materiali e spirituali? E io vorrei anche potertelo dire, ma come ho detto, ho bisogno, se la domanda riguarda un'altra persona, anche del suo nome e della sua data. Dunque non posso risponderti così, visto che si tratta di qualcosa di importante. Allora, Simona, chiedi se tra Simona, 4 agosto 79, e Michele, 18 febbraio 76, continuerà il matrimonio o io troverò qualcun altro. Grazie. Ok, intanto vedo che si sono collegati anche altre persone, dunque voglio salutare anche dove mi ero fermata, su Sorina per il via del suo nome, dunque saluto Paola, saluto Crocetta, saluto Tatiana, saluto Roberta e poi c'è un nome qui che... Mara, Veronica, Diana, Raziel, ti ho saltato? Che... Quella non è una domanda, io sono stata chiara, mi dovete formulare una domanda chiara. Amore, Carla, 7 aprile 86 non mi dice niente, mi devi dire cosa vuoi sapere, non così. Io non salto nessuno. Il perché è perché non ha, la tua domanda formulata com'è non corrisponde alle cose che chiedo. Allora, no, Ines, non ti ho saltato. Proprio non ci sei nell'elenco. Io vedo adesso, non vedo neanche un ciao, vedo solo Ines, anche a me mi hai saltato. Dunque, mi dispiace. Io nell'ordine effettivamente ho saltato Raziel, ho risposto a Diana, ho risposto a Barbara, ho detto a Luigi che non posso rispondergli perché mi mancano dei dati e adesso vado da Simona. Simona, 4 agosto 79 e Michele, 18 febbraio 76. Continuerà il matrimonio o troverò qualcun altro? Grazie. Ok, vediamo cosa succederà fra te e Michele, poi vedremo. Allora, Simona e Michele, Sibille, ditemi come prosegue fra Simona e Michele. Tanto se compare qualcuno, compare, si vede. Dunque, ma diciamo che più che la carta di un matrimonio, qui sembra la carta di un qualche flirt che ti darà qualche consolazione, però vediamo un po' che cosa dicono. Allora, ecco, così si vede meglio. Simona, dunque, dalla prima linea sembrerebbe che abbiate già avuto una crisi in passato, vedi che sacerdote è ammalato, malinconia, c'è stata una prima crisi,
forse siete arrivati a un passo dalla separazione, ma alla fine vi siete ricongiunti, dunque c'è già una situazione pregressa difficile, non è forse la prima volta che hai di questi pensieri. Guarda, in questo momento però fedeltà, fortuna, amore vedovo, diciamo che ci sono sicuramente delle conferme, non si capisce da chi arrivino, però perché vedi che manca un soggetto, però c'è anche qualche rimpianto. Potrebbe trattarsi di qualche, occasione che probabilmente può verificarsi, in questo periodo o che si sta già verificando, ma anche il senso di, non sapere se cogliere o meno queste altre opportunità. Cioè potrebbe esserci una forma di abbattimento, di senso di colpa, di rimpianto. Magari è un rimpianto per non aver, come dire, colto il famoso per non aver messo in atto carpe diem, perché come vedi sembra proprio che in questo momento, e non si capisce per chi, dunque io oserei dire che per tutti e due in questo momento ci sono delle situazioni positive. Da una parte una conferma, anche magari di un tentativo che cercate ancora di mettere in atto, dall'altra però vedi che possono anche subentrare delle situazioni, attenzione non è un ladro, dunque non c'è già una relazione in corso, però magari qualche incontro fortunato e qualche momento di così perplessità. Cosa succederà nel prossimo periodo? Beh, qualche flirt che ti farà sognare, potrebbe anche esserci, ma in ogni caso, ti vedo in una ottima posizione. La carta della costanza è una carta di vittoria, una carta che, indica che un lungo periodo difficile, fatto di sacrifici, di difficoltà, viene superato. Dunque è una carta di sblocco, lo sblocco da uno stallo, il che significa che comunque nel prossimo periodo, ehm, potrebbe anche muoversi qualcosa. Qualcosa per cui comunque sarai sufficientemente soddisfatta. Quello che posso dirti è che penso che comunque, nonostante la situazione sembra prendere una piega più positiva, tu svilupperai una passione, vedi qua, molto importante per un uomo lontano. Ecco, io non è che vedo in genere quando ci sono queste cose, compare la carta della lettera o qualche altra carta che fa capire, magari che l'incontro con questa persona lontana è virtuale. Qui non c'è questa cosa, dunque potrebbe essere una persona che tu incontri e che proviene da lontano, ma che magari la incontri, nel posto dove vivi, oppure comunque che arriva qualcosa di veramente emozionante. Questo potrebbe essere un corteggiamento di quelli che, ti trascina, e magari ti fa perdere la testa. Dunque mi raccomando attenta perché poi si ferma tutto, non è che, ehm, rischieresti di restare bloccata da una parte e dall'altra. Dunque io ti dico quello che vedo e ti invito a ponderare bene, anche se probabilmente questa passione sarà difficile da gestire. Allora, falsità e dottore, dunque forse molte delle promesse che vi siete fatti come marito e moglie, pensando di risistemare le cose, vedi, potrebbero non essere del tutto autentiche. Dunque sì, magari lo lo avete fatto, ma in realtà più per mantenere una situazione che, perché veramente, volete starvi accanto. Dunque si capisce che c'è un po' un certo distacco, nella situazione, eppure questo è un distacco che tutto sommato, nel bene e nel male non porta a gravi scossoni. Dunque, con tuo marito volendo potresti andare avanti una vita così. Bisogna vedere tu se tu non desideri sentirti viva o ancora provare quelle emozioni, perché magari il problema è legato a questo, che
questa situazione così un po' piatta non ti dà più quella sensazione di essere amata o comunque vabbè. Andiamo avanti. Rispondiamo. Viola. Allora Viola, informati meglio sulla data di lui perché cancro ascendente Scorpione. Non, ogni giorno del periodo coperto dal segno del cancro, 2 volte al giorno nasce uno del segno dell'ascendente Scorpione. Dunque proprio capisci che non ci siamo. Allora, andiamo avanti, dunque. La prossima domanda con i requisiti giusti è di Crocetta. 17,7 del 70, vuole sapere se incontra l'amore. Va bene. Allora, rispondiamo a Crocetta, 17,7,70, vediamo se c'è un incontro per l'amore, vediamo un po' se trova l'amore che cerca. Beh, se non è un incontro questo, però il taglio, vediamo comunque cosa racconta la stesa. Ok, allora cominciamo un po'. Vedi che già qua è finita una corrispondenza, ha cambiato tono, ha cambiato modo, anche se vedi c'è la morte, la lettera, dunque è cambiato qualcosa nei rapporti, nei contatti con qualcuno, potrebbe essersi chiuso o essere cambiato il tipo di rapporto. Comunque qualcuno che ti è rimasto nel cuore. Fortuna, vecchia signora, beh, vedi, non è una situazione negativa quella che indica il passato, però chiaramente c'è ancora qualcosa, perché altrimenti non ci segnalerebbero proprio queste carte. Allora cosa può essere? Può essere che, visto che la vecchia signora mh, può indicare anche un ex, qualcuno che abbiamo già frequentato in passato, allora può indicare che magari vedi che subito la carta del presente parla di un dispiacere, magari vieni a conoscenza di una notizia che può riguardare questa ex, questa persona che frequentavi nel passato. Ti vedo a questo punto un po' confusa su quello che probabilmente devi fare o non fare. E adesso è nella linea del presente, però attenzione perché queste carte indicano un comportamento tipo stalkeraggio, dunque o sei tu che sei ossessionata da qualcuno e stai andando a cercare di capire i suoi movimenti, passaggi, eccetera, o viceversa qualcuno sta tenendo te sotto stretta sorveglianza. Dunque, occhio, perché quello che posso dirti è che vedi che con la carta del militare c'è sempre un qualcosa di forte, o è qualcosa comunque che agisce nel segreto, dunque un segreto, qualcosa di tenuto nascosto, oppure c'è proprio una lotta, una rivalità, qualcosa che tu vivi come un'aggressione su di te. Dunque occhio, non è una linea bellissima questa del presente, probabilmente c'è qualcuno un po' troppo invadente o forse, come ho detto, potresti essere tu che a seguito di questa notizia stia morbosamente cercando di capirci di più. Nel prossimo periodo vedi ammalato, dottore e prigione, non vedo un incontro, a dir la verità, mi sembra che ci siano delle cose da mettere a posto e che anzi magari qualche situazione di abbattimento
dovrebbe spingerti a chiedere l'aiuto di qualcuno, accettare l'aiuto di qualcuno, perché vedo che proprio sei un po' bloccata. Allora, beh, mi dispiace, non è che devo dirti che non vedo proprio un incontro imminente, anzi c'è un litigio anche importante con qualcuno che e non saprei, sembra, vedi, domestico, disgrazia, tu hai chiesto solo se trovi l'amore, dunque io non so cosa c'è nella tua vita, ma nel futuro una persona a te cara o che sarà intorno a te, vedi, con disgrazia e sacerdote, probabilmente ci sarà un grande raffreddamento a seguito di un litigio. Potrebbe essere un caro amico, una persona molto vicina, al pari di un fratello, se non un fratello. Dunque diciamo che c'è qualche situazione di raffreddamento a seguito di una discussione. Dunque diciamo che non vedo un bellissimo periodo scoppiettante, però sebbene questi siano i prossimi eventi, la risposta delle Sibille è comunque positiva, nel senso che avverrà un qualche incontro, probabilmente con una persona più giovane di te, e potrebbe essere anche uno di quegli amori che ti fanno sentire di nuovo un adolescente, però vedi che c'è comunque sempre qualche turbamento, qualcuno, o questa persona che incontrerai sarà molto gelosa o lo sei tu per temperamento, dunque bisogna vedere un po', però è comunque positivo. Certo, fai attenzione perché nel prossimo periodo mi sembra una situazione un po' così, mi sento di avvisarti, però l'esito è comunque interessante per la tua domanda. Allora, vediamo un po'. Io vedo che qui, insomma, si sono aggiunte molte altre persone che hanno solo salutato, come per esempio, ma io non vi salto, ma ci fate in ordine di arrivo, se arrivate dopo dovete avere pazienza, io cerco di vedere sempre tutti. E comunque, Ivi, buonasera del Love Witch, buonasera Maria Vittoria, un bacione a te speciale. E vediamo chi altro si era collegato, Cassiopea, olè, ciao Cassiopea. Ok, vabbè. Ma con che... Vabbè, allora, io non voglio fare polemiche nel mio canale, decido io le regole, non mi dite voi come la potevo interpretare, me la formulate come la chiedo. Amen. Allora, io vi ringrazio tantissimo per questa sera, io chiudo qui, torno lunedì, mi raccomando, non dovete dare un compito a me di interpretare le vostre domande, già solo, non solo di interpretarvi la risposta alla domanda, ma già la domanda, scrivetemela chiara e non fate polemica, perché io sono qui gratuitamente a darvi il mio tempo e la mia professionalità, dunque dai, fate lo sforzo voi, ci manca pure questo. Dunque, grazie comunque. E vi ringrazio e vi rinnovo l'invito a lunedì alle 21:30. Ricordo a tutti gli amici che seguono il canale che adesso Marietto e io ci occupiamo dei riequilibri energetici. Un grande abbraccio a tutti e buon proseguimento di serata. A presto, a lunedì e buon fine settimana.